Sì, primo segretario del partito, perché prima c'era un presidente del partito che era Antonio Di Pietro e che oggi sta accompagnando il partito in questa voglia di crescere, di diventare adulti e quindi spersonalizzando e costruendo invece un nuovo partito. Non a caso a San Sepolcro presenteremo il nuovo simbolo dell'Italia dei Valori, che sarà diverso dal precedente perché spersonalizzato e darà il senso di un partito vero, di un partito plurale, e questo credo sia è quasi rivoluzionario, e grazie anche alla lungimiranza di chi l'ha consentito alla fine sta riuscendo. Il voto online è una cosa semplicissima ma rivoluzionaria. Noi siamo stati il primo partito in Italia a far votare tutti gli iscritti ai congressi, perché di solito votano sempre i delegati, che sono delegati da qualcuno e rappresentano qualcun altro. Qui chiunque si è potuto collegare iscritto al partito, ha ricevuto a casa una password e una chiave d'accesso personalizzata per fare in modo che una volta aperte le votazioni potesse votare, per cui potevano votare i partecipanti al congresso sempre online nella sede di svolgimento del congresso, si poteva votare presso le province, le sedi provinciali che sono diventati di fatto seggi elettorali ma sempre elettronici, o chi non ce la faceva poteva tranquillamente collegarsi, seguire in streaming tutti i lavori del nostro congresso e poi votare da casa tranquillamente. Così abbiamo avuto la partecipazione di tutti gli iscritti che hanno scelto la propria nuova squadra dirigente.